mancava una roba del genere, l'avevamo in altre situazioni oppure in altre occasioni, però in questa circostanza che raccoglie un pochettino tutto il territorio e ne mancava. Sapete cosa ne mancava in Bisiacaria? Siamo curiosi, non so neanche a me. Ne mancava l'inno della Bisiacaria. Ma no. Pensa che bello. Loro se lo inventato assieme a Livio Glavis che lo ha scritto, dopodiché vi conteremo tutto. E per la prima volta i aspettato che arrivi il Festival della Canzone Bisiaca per presentarlo per la prima volta in pubblico. Pertanto noi saliremo da questa parte perché lasciamo il spazio al gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi con l'inno della Bisiacaria. A voi! Ma non era una sorpresa, è una sorpresona questa. Bravissimi, veramente. Molto bella, mi ha piaciuto molto. È una cosa che... Vieni qua Caterina, tu che sei il capobanda. Allora, cerchiamo un attimino anche di spiegare autori, musicisti, parole, maestro del coro. Stavo a parlare tutta la sera. No, basta due parole. Allora, gente, cosa è un inno? Un inno è una composizione poetica dove che se ne mette vicino la musica e se la fa in omaggio a qualcosa che conta. E noi che teniamo tanta la nostra Bisiacaria e che andiamo in giro per il mondo, come che si diceva, e noi ne conosce tanto. Allora abbiamo detto,
volemmo un inno e siamo diventati editori musicali. Bravi. Abbiamo subito sollecitato il nostro amico Livio Glavic e lui ha risposto con quelle parole che avessi in tu. E la maestra nostra, dove la sei la Caterina? La Caterina Biasioli, la nostra maestra de coro. Ecco. Brava. Applauso. Insieme con Marie Massimiliano Natali, i Vai, scritto Massimiliano. la musica. E speriamo, sapete cosa, che le sia piaciuta prima di tutto e che tutti se mettiamo a cantarla. Ecco, non ho altro da Bene. dire. È una bella polchetta e si può anche ballarla. Bene, grazie Caterina. Allora tanti auguri, tanti successi e porta vittoriosa il nostro inno in giro per il mondo, va bene? E a ricordo di questa serata vi voglio regalarvi il piatto del Carnaval de Mofalcon, che così vi ricorderei che lo avete presentato qua al Canta Festival per la prima volta è il nostro inno. Grazie e complimenti a tutti. Però, cospicate. Siccome che noi tutte le canzoni che ascoltiamo alla fine che facciamo fare un riepilogo, come era il finale che non mi ricordo più? È il finale. Vieni qua. Come questo finale? Dai. Bravi, grazie. Bravi. Grazie. Bravi. Io dovrei controllare però. Una bella uscita trionfale. A suon di musica. Ciao ragazzi! Ciao a tutti. Grazie, ciao. Ciao a tutti.